È forse l'immagine che riassume meglio l'emozione che si provava oggi nel campetto sportivo della parrocchia di Visnadello, dove si sono svolti i funerali di Maria Vittoria Salvadori, la dodicenne morta il 9 agosto in pizzeria per shock anafilattico per un'allergia alle proteine del latte. In tanti hanno voluto stringersi attorno alle famiglie Salvadori e Manzan, con lo zio di Maria Vittoria, Paolo, volto conosciutissimo dell'imprenditoria agricola trevigiana, che sin dal mattino presto ha seguito l'esercito di volontari impegnati ad allestire ogni cosa per le centinaia di persone delle comunità di Spresiano e Villorba. Un applauso ha accolto l'entrata del feretro nel dolore composto del Papa Mauro, della sorella Maddalena e soprattutto di mamma Lina, alla quale si è rivolto così il parroco di Visnadello, don Giovanni Stasi. Ho notato sul tuo braccio, Lina, i nomi delle tue figlie, nomi incisi per sempre nella tua carne, nomi incisi per sempre nelle vostre vite, Mauro, Lina, Maddalena. È proprio per questo, perché sono persone incise nella vostra carne, che la sofferenza è fortissima, lacerante. Nessuno vi toglie il male che sentite. Ma siamo qui insieme per continuare ad affrontare la vita e vorremmo poter insieme continuare a costruire tesori che valgono per sempre. Ecco, questa è la nostra sfida e la sfida che anche voi, attraverso l'associazione che state mettendo in piedi, vuole essere una sfida alla vita, e quindi la promozione della vita sempre, ecco, anche attraverso l'associazione, che vorrebbe essere un aiuto a tutti coloro che, come Maria Vittoria, stanno vivendo con quel limite lì, ecco. E in tanti hanno sottoscritto per la nascita di questa associazione, mentre l'ultimo addio l'hanno dato tra le lacrime le amiche di Maria Vittoria e la gente del borgo, che l'ha voluta salutare così. Guardaci sempre da lassù, guarda i colori del tuo paese, blu, arancio, verde, rosa, giallo, nero, rosso, bianco. Forma un arcobaleno, Maria Vittoria, e camminaci sopra e sarai sempre con noi ovunque tu sia. Ti vogliamo bene.